Ok, grazie. Il punto nascita di Vittorio Veneto non si tocca. È stato chiaro oggi il governatore Zaia al taglio del nastro del reparto ristrutturato che sarà operativo da lunedì prossimo. Smentite tutte le voci che davano ostetricia e ginecologia chiusa definitivamente. Abbiamo mantenuto la parola, qualcuno andava in giro a dire che non avremmo mai riaperto il punto nascita, invece eccolo qui, tutto nuovo, rinnovato, una squadra d'eccezione, 566 parti l'anno scorso e quest'anno vogliamo incrementare. Però diciamo così, il Ministero dice che c'è una soglia minima per tenere aperto un reparto come questo. Se andiamo sotto soglia? Il Ministero fissa 500 parti, noi proprio non ci pensiamo neanche di ascoltare questa indicazione perché dovremmo chiudere Portogruaro, dovremmo chiudere Pieve di Cadore, dovremmo chiudere altre realtà in giro per il Veneto. Penso invece che dobbiamo fare in modo di specializzare sempre di più i nostri centri, i nostri punti nascita, a prescindere dal numero dei parti. Specializzazione che coinvolge anche l'ospedale di Costa con l'obiettivo di limitare il più possibile le degenze. Ormai le tecniche operatorie molto spesso si riducono alla day surgery, che vuol dire all'operazione che si effettua in un giorno e nella stessa giornata si dimette il paziente. L'esempio eclatante è quello dell'ernia inguinale che 20 anni fa, 30 anni fa ti costringeva a stare 7 giorni in ospedale, oggi si stai 3 ore, 4 ore al massimo. Per Vittorio Veneto l'eccellenza è quella del reparto otorino-laringoiatrico che cura il 70% dei tumori riscontrati in regione, per un fronte, quello della sanità del Veneto, che oltre ad attrarre deve mantenere i suoi pazienti. Di sicuro, ha sottolineato il governatore, non ci saranno altre chiusure. La regione Veneto ha già chiuso quello che doveva chiudere. Noi dal dopoguerra ad oggi abbiamo chiuso 49 ospedali in Veneto. Non ce ne siamo accorti, pensate, Asolo non c'è più, Pieve di Soligo non c'è più, Monte di Levenza non c'è più. Quelli che abbiamo restano aperti. 20 posti letto, 2 sale travaglio, di cui una con vasca per il parto in acqua, uno staff d'eccezione presentato al presidente Zaia dal direttore generale dell'ULSS Trevigiano Francesco Benazzi con relativa nota di colore al termine della cerimonia. È una roba fantastica. Peccato che non ti abbia anche un puttanato. Presidente, ormai è metà.